con l'unico obiettivo di arrivare a far sì che questo impianto non sia realizzato. Ecco, allora noi chiediamo, chiedo ufficialmente, insomma, che di avere l'aiuto e il sostegno da parte di tutte le associazioni, un sostegno diretto, voglio dire, da parte di tutte le associazioni e di tutti i cittadini, che i partiti in qualche modo facciano un mezzo passo indietro, che però è un mezzo passo indietro dal punto di vista della visibilità, per far sì che il soggetto, diciamo, che deve emergere in maniera molto forte nei rapporti che avremo a partire da domani con le istituzioni di vario livello, insomma, ecco, sia il comitato. Allora noi come iniziative, diciamo, come modo di procedere, da subito partiremo con una raccolta firme. Ci saranno dei punti, poi vi diremo i punti, ci sono dei punti di raccolta all'interno dei quali i cittadini possono andare a firmare, in modo che possono essere anche vigilati da qualsiasi dei presenti. Importante lasciare un recapito, perché poi il problema è recuperare queste firme. Le firme che noi raccoglieremo, l'obiettivo è di arrivare a presentarle alla Presidenza della Repubblica. Assieme a questa iniziativa noi faremo altre iniziative che poi i colleghi vi spiegheranno. Sì, sostanzialmente ecco, il ragionamento che volevamo fare è questo. La questione è una questione di estrema importanza e possiamo venirne a capo solamente se saremo uniti. Questo qua è, come dire, la richiesta in maniera molto molto passionale che noi facciamo, perché altrimenti non ci sarà la speranza di riuscire ad arrivare ad una conclusione che sia positiva, insomma, sostanzialmente questo. Quindi adesso, per quanto riguarda le iniziative che noi metteremo in campo, passo la parola a lei, Diana. Buongiorno